Bentornati a un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Una forte scossa di terremoto è intervenuta a mercoledì pomeriggio tra il Rodigino e il Ferrarese, con percezioni anche più a nord, mentre delle nebbie diffuse dopo il maltempo di martedì sono apparse su gran parte della Val Padana, provocando anche il fenomeno del mare di nebbia in vista dalle zone prealpine. Una nuova perturbazione però giungerà tra il pomeriggio e la serata di giovedì, soprattutto al nord-est sul versante tirrenico, provocando forti piogge e qualche temporale, specie sul Friuli Venezia Giulia. Successivamente le giornate trascorreranno con tempo spesso variabile tra correnti umide ma poco instabili. Temperature che risulteranno essere in media col periodo, valori massimi tra i 18 e i 21 gradi in pianura, ma successivamente con la prossima settimana assisteremo a un rinforzo delle correnti sciroccali, soprattutto a sud Italia, con l'arrivo di una perturbazione dall'Europa occidentale che potrà arrivare tra lunedì e martedì prossimo, tuttavia da valutare, con temperature che ritorneranno sopra la media. Dalla grafica notiamo infatti come le correnti sciroccali ritorneranno protagoniste proprio nei giorni tra domenica e lunedì, ma proprio tra lunedì pomeriggio e la giornata di martedì torneremo ad avere tempo instabile con forti temporali e piogge soprattutto concentrate sulle prealpi e sulle zone del nord-est, una previsione quindi instabile che vede anche Halloween il 1° di novembre tra qualche rovescio e tanta variabilità. Temperature comunque ancora nel complesso miti, non avremo ancora infiltrazioni d'aria fredda di origine artica con il proseguo di temperature miti, proseguo quindi di correnti umide oceaniche, e poi dal 1° novembre dovremmo riassistere a un rialzo termico da partire dal sud-ovest. La giornata di venerdì notiamo infatti sarà spesso instabile al mattino nord-est, con successivo ritorno a condizioni meteo stabili tra la serata di venerdì e soprattutto sabato, quando avremo solo qualche velatura in transito. Domenica una nuova perturbazione tra correnti umide e instabili riuscirà a provocare qualche piovasco, e poi martedì con l'arrivo della forte perturbazione accennata prima, ma tuttavia ancora da confermare. Vi ricordiamo come sempre di consultare i prossimi aggiornamenti meteo.